successo? Burattinaio! Ma cosa hai fatto? Come cosa hai fatto? C'è un fosso qui! No! Sì! Tirami fuori! Aspetta un attimo. Peppino, vai. Sto andando. Aspettaci. Presto! Tiratemi fuori! Aspetta. Sbrigati! Buttami la corda! Va bene. Ma cosa hai fatto? Mi hai detto buttami la corda. Volevo dire lanciami la corda! Ma tu mi hai detto buttami, non è vero? Acchiappala! Aspetta che mi raccolgo. Oh, io. Presto! Dillo alla filarmonica, sbrigati! Va bene. Oh, io. Ecco qui. Oh. E qui non si smonta. Presto! Adesso lanciami la corda! Va bene. Oppa. Sbrigati a tacca. Aspetta! Ma dimmi tu! E ti sbrighi. Grazie mille. Aspetta, grazie, lo devo dire io! Hai ragione. Grazie mille lo stesso. Ma... Testa di mattone! Cosa c'è? La fisarmonico! Hai ragione. Aspetta. Dimmi tu. E non chiamarmi testa di mattone. Hai ragione, testa di cipolla! Burattinaio! Sì? Ma mi spieghi perché hai fatto fare un buco in mezzo alla scena? Ma non ne so niente. Come non ne sai niente? Non ne so niente. Mamma mia, ragazzi! Buonasera! A cadenza settimanale la gente veniva lì e veniva a sentire che cosa, direte voi? Veniva a sentire le gesta di Orlando, di Angelica, i Promessi Sposi, le marionette dei Podré che cantavano l'opera lirica. Era così. All'inizio il pubblico era fondato principalmente da adulti. In seguito poi una generazione di burattinai, tipo la mia, ha deciso di dedicarsi ai bambini e nasce così meccanismi come il tormentone. È una cosa presto detta. Al teatro a divertirmi. Ma il marito In terra! Sbrigati! Che sto pinato. C'è un gatto nero là! Ma è un gatto. Miau! Non ti preoccupare! Questa ce la facciamo spezzatino! Sbrigati! È finito, non c'è più niente. Ascolta, vieni con me su, non farmi arrabbiare. Hai ragione, guarda verso su! Ascolta, ti ho detto non farmi arrabbiare, guarda che è peggio per te, è peggio per te. Va bene, hai ragione. Allora guarda verso noi. Io non sono bravissimo a muoverla, per niente bravo a muoverla perché...